3.300 pazienti in tutto il Veneto, 1.500 solo in provincia di Treviso. Questi sono i numeri del progetto europeo di telemonitoraggio Renewing Health, che ha appena completato il suo primo anno. Attraverso l'ausilio di dispositivi medici, gli utenti inviano ad una centrale una serie di parametri vitali, dati che mostrano lo stato di salute del paziente, come il peso, la pressione, la glicemia. Poi a controllare le informazioni inviate ci pensano dei medici specialisti o di medicina generale che si trovano nella centrale operativa. Centrale che è in continuo contatto con il paziente e i suoi familiari per il monitoraggio quotidiano dello stato di salute di quella persona. I pazienti controllati hanno delle patologie croniche come il diabete o lo scompenso cardiaco. L'età media degli utenti è di 78 anni. Dopo un anno di telemonitoraggio è emerso che i pazienti ricorrono in modo minore al pronto soccorso, vengono ridotti i ricoveri e le visite specialistiche. Il secondo valore, che in questo periodo non è assolutamente secondario, è quello naturalmente del risparmio, della razionalizzazione a beneficio dei pazienti che non subiscono tagli in quelli che sono i criteri dell'assistenza, anzi c'è un miglioramento deciso, ma insieme hanno anche un monitoraggio in continuità e un medico sempre a disposizione 24 ore su 24. Ma oltre all'efficacia dal punto di vista dei numeri c'è anche una diminuzione dell'ansia per i malati cronici affetti da scompenso cardiaco e per i loro familiari. C'è un riscontro importante da parte dei pazienti, ne abbiamo raccolto alcune interviste presentate oggi durante il convegno che hanno usato termini come sicurezza, protezione, finanche una signora novantenne ha parlato anche di felicità nel momento in cui si sente così accudita.